un grande compito come comunità allargata, come Cittadella, il comune di Castellana, tutti gli amici, tutte le persone che hanno conosciuto Davide Carica, è quello di stare vicino alla famiglia. Sicuramente i fratelli e le sorelle di Davide Carica ci saranno, ma come semplice, no, come logico, passata poi la tragedia, passati i mesi, passati gli anni, il rischio è che ognuno faccia poi la sua strada. Dobbiamo fare uno sforzo. Lo sforzo è quello di stare vicini, far sì che i due figli, Ettore e Karen, crescano con quella serenità che è giusto, insomma, con cui i giovani crescano. Ecco, io lascerei in rappresentanza della famiglia, che ringrazio, insomma, chi è presente oggi, lascerei la parola a Martina, sorella di Erika. Grazie Sindaco. Allora è doveroso da parte nostra, ma lo facciamo con il cuore, il nostro grazie al CAI di Castelfranco per aver avviato e poi reso concreto questa raccolta fondi per i nostri nipoti, Karen ed Ettore, che finalmente sono al centro e possiamo dare a loro un aiuto tangibile, concreto. Sposiamo appieno quanto detto da Paolo Baldassa, presidente del CAI. Siamo certi anche noi che l'ultimo pensiero di Erika e Davide, domenica 3 luglio, sia andato proprio ai loro splendidi figli. Ringraziamo poi anche il CAI di Cittadella, il Collegio delle Veneto delle Guide Alpine, nonché le amministrazioni comunali di Cittadella e Castelfranco. E ringraziamo già da ora quanti contribuiranno a questa raccolta fondi. È confortante per noi sapere che Ettore e Karen non devono passare anche alla questione economica per quanto possibile. Grazie.